Premio Telamone 2021 a Stefania Auci per il successo dei suoi romanzi I leoni di Sicilia e L'inverno dei leoni. Un successo cresciuto anno dopo anno, dal 2015, quando in libreria arrivò il suo primo romanzo dal titolo Florence. Stefania Auci, nata a Trapani, vive a Palermo. Tutto nasce da una famiglia, quella dei Florio, alla quale sono ispirati i racconti della scrittrice, i cui scritti appassionano da subito il lettore. C'è da dire che ancora prima dell'arrivo nelle librerie italiane, i diritti del romanzo I leoni di Sicilia sono stati venduti negli Stati Uniti, in Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna. La casa dei Florio a Palermo si trova in via dei Materassai ed è qui che Stefania Auci si è recata recentemente. Via dei Materassai a Palermo, la casa dei Florio, lei c'è stata, cosa ha trovato di particolare nella visita? Sicuramente quel poco che si è conservato è che riguarda l'alcova, quindi questa stanza da letto con dei moduli spaziali ben determinati, delle colonnine, però in realtà non c'è molto perché la casa è stata suddivisa, sporzionata, c'è ben poco di quello che doveva essere l'appartamento dell'epoca, al servizio di quelle che erano le attività commerciali della famiglia, quindi davvero l'idea di un seme gettato, di qualcosa che parte, inizia e diventa sempre più grande. I suoi progetti nel prossimo futuro? Su questo mi riservo il segreto e il silenzio. Grazie a voi. Bocca al lupo. Il premio Telamone che ha ricevuto ad Agrigento, assieme ad altre eccellenze siciliane, vuole essere un riconoscimento a Stefania Auci anche per la sua grande disponibilità e simpatia.